tutto sommato è andata bene così, vedremo quanto potrà continuare così comunque, perché da come la capisco io, e ne capisco poco probabilmente, non ci sono i numeri sufficienti per poter fare chissà quali riforme, ecco, per cui si galleggerà finché si potrà. E secondo me ce la farà perché faranno in modo di ottenere il loro risultato. Comunque il mio pensiero è talmente chiaro ormai, no? Noi dovremmo andare al voto, ma il loro voto vuol dire uguale terrore. La realtà è che è una farsa disegnata, siamo abituati a tutto ciò, in particolar modo a determinati personaggi attuali. Non vogliono il bene dell'Italia. Vogliono un disastro, la comunità sua, perché hanno la poltrona. E questa gentassa deve andare fuori del Parlamento. Penso sia stata una buona soluzione. Confido insomma, nel futuro prossimo che tutto vada per il verso giusto, insomma, si risolvono parecchie cose. Che si sia risolto non lo so, io speravo che non si andasse a votare. Abbiamo la memoria breve, ma spero non quella del pesce rosso, ci ricorderemo, insomma, volevo dire, fai cadere il governo perché sei poco visibile. Pagherai il conto dopo. Alternative valide non ce ne sono comunque.